Oggi siamo qui in Consiglio regionale del Veneto per la presentazione della manifestazione L'olio della Serenissima. Eravamo qui con il sindaco e con l'assessore proprio per valorizzare questo importante prodotto che c'è in Regione Veneto, ma non solo. Insomma, qui si vuole ripercorrere con questa manifestazione tutti gli oli e difatti vengono anche coinvolti nazioni straniere, insomma paesi stranieri, proprio per ripercorrere quello che è stato il percorso della Serenissima. Oggi le nostre colline, la pedemontana trevigiana, ma la pedemontana veneta sta anche avendo un'importante crescita a livello turistico, e su questo mi riferisco molto alle colline del Conegliano Valdobbiadene, nella quale Cappella Maggiore comunque è collegata perché è nel territorio, e sicuramente queste iniziative, che poi permettono anche iniziative collaterali, show cooking piuttosto che passeggiate in tema di olivi eccetera, sicuramente vanno a rafforzare un'offerta turistica importante che va a valorizzare un prodotto magari meno conosciuto ma di altrettanta qualità, come sappiamo bene esserci nella nostra regione che è il Veneto. L'olio della Serenissima, la sua terza edizione, è il punto di arrivo, ma anche di partenza, per un percorso che è partito più di 15 anni fa, un percorso che parte dalla consapevolezza, dall'osservazione del nostro paesaggio, e cioè dal ricomparire degli olivi sulle nostre colline. Olivi che erano scomparsi all'inizio 1700 per una grande gelata e che poi la coltura non è più ripresa così presto come è avvenuto per la vite. E abbiamo cominciato a capire che questo poteva essere un plusvalore per il nostro territorio e abbiamo cominciato quindi a promuovere la coltura dell'olivo. In che modo? Sia finanziando la piantumazione di nuovi olivi, avremmo fatto piantare 10.000, 15.000 piantine in questi anni, mettendo un contributo per questo, promuovendo poi la conoscenza dell'olio extravergine d'oliva come per le sue ottime qualità, perché effettivamente è molto buono, e promuovendo anche un concorso che si chiama il Mirodoio per premiare i miglior oli d'oliva locali, e poi attraverso questa festa che è la sua terza edizione per avvicinare il pubblico più ampio a tutte quelle che sono le caratteristiche non solo del nostro territorio, dei prodotti del nostro territorio, ma anche far capire che l'olio è uno straordinario strumento, mezzo che ci mette in contatto sia con la nostra storia, con la nostra origine, con tante cose che abbiamo in comune con altri paesi che partecipano a questa festa con i loro oli, sia per parlare di futuro, perché noi siamo interessati anche al futuro, e futuro vuol dire vivere stili di vita sani, lavorare sulla sostenibilità. Cappella Maggiore è parte della rete dei comuni sostenibili e quindi lavorare sugli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, e lavorare per far sì che le nostre colline non siano incolte ma siano di nuovo puntellate di olivi è veramente un qualcosa che serve non soltanto per chi assapora questo buonissimo prodotto, ma anche per prevenire il dissesto idrogeologico. Quindi, in sintesi, alla fine l'invito a tutti di partecipare a questa bella festa, perché avrete delle belle sorprese, potrete conoscere una realtà che non conoscete fino in fondo, perché l'olivicoltura apre tante nuove possibilità e tante nuove visioni, ed è un aiuto concreto a chi di questo si occupa per professione, cioè agli olivicoltori e a coloro che in agricoltura si specializza in questo campo. Vi presentiamo la manifestazione L'olio della Serenissima che inaugureremo il 4 di aprile in piazza Cappella Maggiore alle ore 18. A seguire ci sarà la cena di gala con l'Istituto Alberghiero di Vittorio Veneto. I weekend saranno due, dal 4 al 6 e dal 10 al 13 aprile. Tutte le informazioni saranno sul sito www.oliodellaserenissima.com. Tanti saranno gli eventi, in particolare abbiamo un banco assaggi guidato dalla Fondazione Italiana Sommelier con tantissimi oli provenienti anche da territori esteri, quelli che erano appunto sotto il dominio della Repubblica della Serenissima di Venezia. Quindi avremo Italia, Albania, Grecia, Turchia, Cipro, Creta,
Croazia e Slovenia. Un altro evento importante che ci tengo a dirvi è quello del mercato agricolo di domenica 13 aprile, perché è in collaborazione con i produttori locali del nostro territorio, ma anche con Coldiretti e CIA Agricoltori, e avremo anche la presenza del consorzio PPL. Questo per noi è importante, costruire delle sinergie, e sempre domenica 13, in ottica di sinergie, avremo la rievocazione storica con il 16° Reggimento di Treviso. Vi aspettiamo a Cappella Maggiore. Tutte le informazioni e il programma completo per prenotarvi sul sito www.logliodellaserenissima.com.